passare dal 2015 che provo a farvi assaggiare io. Allora, io ho assaggiato questo vino per la prima volta da Celestino qualche mese fa e devo dire che sono sempre rimasto colpito, come vi dicevo prima, per la forza, per l'intensità e per quello che è emerso anche prima nelle osservazioni, per la leggibilità. Cioè, la cosa che ci è piaciuta da subito di questo vino è riuscire a interpretare e capire i diversi caratteri, e questo devo dire è una cosa molto complicata generalmente nella degustazione, e invece con questo vino secondo me viene particolarmente semplice, e questo è secondo me un plauso, è un grande vantaggio, una grande qualità che ha questo vino. Questa ultima annata, se ne andiamo ad osservare, come tutti vedete, si presenta già nel bicchiere di un colore estremamente vivace, quindi ci fa capire rispetto agli altri due bicchieri la sua gioventù. Come gli altri è cupo quasi, è intenso, è impenetrabile, però in realtà se noi lo osserviamo anche a roteare nel bicchiere, come ci diceva Alessio prima per l'annata 2005, ci dimostra tutta la sua consistenza, tutta la sua trama, si muove nel bicchiere quasi sinuosamente, a volte mi ricorda per alcuni aspetti un vestito che svolazza, è veramente fine, veramente elegante. Se andiamo poi ad apprezzarne quelle che sono le qualità olfattive, è un bouquet estremamente complesso, perché è ricco di tantissimi sentori. Io ve ne potrei descrivere 10, voi probabilmente aggiungere altrettanti. Quello che mi colpisce da subito è l'intensità, la potenza e l'eleganza, perché pur essendo un vino relativamente giovane denota già grande finezza, grande eleganza, avvolge il naso in modo elegante, in modo sinuoso, veramente accattivante da questo punto di vista. Poi ovviamente la frutta in netta evidenza, perché questa prepotenza di ciliegia, di marasca è evidente, che però subito, come voi potete sentire, sono accompagnate da note balsamiche, note di erbe, e anche si percepisce già il naso rispetto alle altre annate, secondo me, la potenza del tannino che c'è in questo. E questo mi fa già presagire che anche in bocca questo vino avrà una certa tensione, avrà un carattere deciso, e che probabilmente anche qui Celestino ci ha dato un grande suggerimento, perché questa sarà un'annata da acquistare e da dimenticare un po', perché sicuramente, visto le altre due, avremo di che ben godere nei prossimi anni. Se lo andiamo poi ad assaggiare, vediamo che il frutto, la nota balsamica che già avevamo percepito al naso, sono completamente confermate, anzi sono quasi esaltate, perché la potenza della balsamicità che c'è in questo calice è dirompente, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di fare la degustazione partendo dall'annata più vecchia, perché ci sembrava che partendo da questa annata avremmo in qualche modo penalizzato le altre più vecchie, non perché siano meno importanti o meno complesse, ma perché proprio la forza di questa annata era decisa, per cui abbiamo deciso di tenerla appunto alla fine. È un vino intenso, persistente, complesso. Lascio a voi le descrizioni tecniche, perché io non sono molto bravo in queste cose. Quello che mi ha colpito però è la sintonia che c'è all'interno, la sintonia degli aromi e dei sentori. Sembra quasi un'orchestra, no? Questa idea delle 15 uve, che in realtà non sono 15 uve per dire ho fatto un vino con tante uve, ma ho fatto un vino per creare una sinfonia di sentori, ed è questo che ci ha spiegato già quando siamo stati da lui Celestino, ed è questo che mi ha colpito veramente tanto. Per me poi, assaggiando anche le altre due annate, pensando all'iniziativa, a quello che abbiamo pensato in questi mesi, insomma, alle cose che ci siamo anche detti tra di noi in delegazione confrontandoci, per me è un vino che scalda il cuore, è un vino che appaga e che ti siedi alla sera, ti regala un momento di serenità, di semplicità e di piacevolezza, ed è quello che immagino tutti noi a fine giornata cerchiamo.